Amici ed amiche in ascolto, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo che dal Guardia Mangano di Catania è pronto a raccontarvi quanto è accaduto nella quinta giornata del campionato di allievi regionale siciliano. Per il girone C ad affrontarsi sono state Acireale e Ione Calcio Riposto, padroni di casa che si devono risollevare dopo una pesante sconfitta, l'ultima quella maturata al Nicola Bonanno dell'Annunziata per 4-0 in favore della Messana, ospiti della Ione Calcio che devono anch'essi far punti per risollevare la propria classifica che li vede ancora fermi a quota 0. Sono reduci da una sconfitta subita a domicilio dal Città di Messina per 1-4. Quando possiamo passare a raccontarvi delle scelte dei due allenatori, Acireale che scende in campo con Dragotto tra i pali, 2 Trovato, 3 Blatti, 4 Genovese, 5 Bella, 6 Lavalle, 7 Lanzafame, 8 Aleo, 9 Stancanelli, 10 Brancato, 11 Faraone. Dall'altro lato Mister Lombardo ha scelto Pappalardo tra i pali col 2 Catania, 3 Lo Giudice, 4 Romeo, 5 Raciti, 6 Bruzzo, 7 Zappalà, 8 Mauro, 9 Barbera, 10 Triolo e 11 Bonaventura. Si danno qui la carica i bianconeri e si stringono a cerchio intorno al proprio direttore Antonio Gullotta, quando possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto in campo con la Acireale in divisa Amaranto, che attaccherà ora dalla porta fronte alle nostre telecamere. Avrà questa prima occasione, non riuscirà però ad arrivare Faraone. Dall'altro lato è la Ionia Calcio a rendersi pericolosa con questa verticalizzazione, follia della difesa della Cireale, sul quale arriva l'attaccante della Ionia Calcio Riposto che viene atterrato. È stato Bonaventura, ma per il direttore di gara non c'erano gli estremi per un calcio di rigore. È stato addirittura ammonito per simulazione. Non succederà lo stesso però dopo 2 minuti. Infatti è netta la trattenuta subita dal numero 11 Bonaventura. Andrà lo stesso alla battuta dagli 11 metri. Guarda negli occhi Dragotto, lo spiazza e porta in vantaggio i bianconeri. Acireale però non si scompone e prova con queste verticalizzazioni lunghe a impensierire l'estremo difensore Pappalardo. Qui però viene pescato in posizione di offside Stancanelli. Dall'altro lato azione fotocopia per la Ionia che prova a scodellare il pallone sul secondo palo. Fa buona guardia però Dragotto. Ancora però soffre queste verticalizzazioni improvvise la difesa della Acireale. Qua stava per combinare la frittata Blatti, che riesce poi ad allontanare la sfera grazie anche all'ausilio della traversa. Di lì a poco però stava per trovare un gol clamoroso la Ionia Calcio Riposto. Sta soffrendo la formazione locale. Le incursioni dei ragazzi bianconeri della coppia Lombardo-Muscolino. Qui ancora i tentativi della formazione Amaranto sono affidati a questi calci piazzati. Il destro però di Faraone è debole e facile preda di Pappalardo. Non accadrà granché. Nella prima frazione di gioco infatti arriverà il duplice fischio del direttore di gara, che ci rimanda con l'ausilio delle nostre immagini alla ripresa. Ricordiamo Ionia Calcio in vantaggio grazie alla realizzazione di Triolio dagli 11 metri. Ionia Calcio che prova subito ad alzare i giri dei propri attacchi, ma è la Acireale sempre con questi palloni buttati in aria che prova a impensierire la retroguardia bianconero. Pappalardo però fa sempre buona guardia in presa alta e riesce a neutralizzare gli attacchi della formazione Amaranto, che ci prova ancora una volta a buttare questa palla in mezzo senza trovare però fin qui fortuna. Arriverà però al 30° del secondo tempo il gol del pari firmato Aleo, che riesce a risolvere una mischia furibonda in area e mettere il pallone alle spalle di Pappalardo. Si ritrova infatti lì la sfera e con l'interno del piatto destro accomoda in rete. Dopo 5 minuti dagli sviluppi di questo calcio di punizione piuttosto dubbio, Faraone mette il pallone in area, non la tocca nessuno, sorprende Pappalardo e la Acireale ribalta la partita. E Faraone col numero 11, il match winner di giornata, anche un po' fortunato, infatti cercava la deviazione di un compagno, era stato Stancanelli a tagliare sul primo palo. Non riesce a toccare il pallone, che si accomoda così da solo in rete. Ci prova con rabbia e con orgoglio comunque la formazione bianconera con quest'ultimo tentativo di Cantarella. Arriverà però di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara, che sancisce la fine dei giochi. Acireale 2, Ionia Calcio 1. È stata comunque una gran partita quelli dei ragazzi del direttore Gullotta. E allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo è tutto. Vi ringraziamo e alla prossima.